male cane. Qui mi fa male sempre qui lo stomaco. Ogni volta che mi sveglio, ogni volta uguale. Mi pare di star meglio se mi metto il cuscino stretto sullo stomaco. È per tamponare una ferita, per chiudere la porta di una galera. Vedi, questo cuscino serve a non farli scappare. Dico, quelli che vogliono uscire. E dico sempre a quelli che mi stanno dentro, perché ci provano ad uscire tutte le notti, perché tutte le notti dentro di me c'è tutta Parigi. Dicevano i tedeschi, che vuol dire carino, mi pare. Carino. E pensa, io cercavo di scaldarmi alle luci dei locali, ma qualcuno diceva che i music hall non c'erano più. Erano diventati tutti mattatori. Io che ne sapevo. E come potevo indovinare che erano proprio loro, i carnefici? Quei ragazzotti, quei musi di cane, le bestie della Gestapo. Era per colpa loro se la Stone tremava per quelle urla disumane. Tremavano quei poveri cristi e urlavano. Ma non è colpa mia. Io anzi, se ci penso, non sento niente, nessun urlo. Io sento le risate delle ragazze di Madame Billy, belle, pronte, calde, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, ma non di domenica. No. Madame Billy la domenica se le portava in chiesa e le cose di domenica non gliele faceva fare, perché domenica è il giorno del Signore. Ridi. C'è stato un tempo in cui non rideva più nessuno. Di colpo si è finito di ridere e partivano tutti. Ecco perché mi tocca chiudermi questo buco nello stomaco, perché non voglio che parta più nessuno. Voglio che restino tutti dentro di me, dentro le budella di Parigi, che non esca più nessuno e che non entri più nessuno. C'è già abbastanza un via vai di gente viva e morta che va e che viene, e io mi sento un fantoccio di paglia scucito e la paglia mi esce e non me lo posso permettere. È quella paglia che mi rende reale. Suonami qualcosa.